Emergenza profughi in Veneto, 7 anni dopo è cambiato poco o nulla. La retorica dell'invasione tra i sindaci di centrodestra è la medesima, le difficoltà per le prefetture sono le stesse, con la complicazione del sistema di accoglienza smantellato dai decreti Salvini. Ma quel poco di diverso che c'è rispetto al 2016 è politicamente rilevante per almeno un paio di motivi. Il primo è che adesso il presidente della regione Veneto Luca Zaia predica l'accoglienza diffusa. Il secondo è che ora c'è il fronte compatto dei sindaci democratici sull'asse della 4 Padova, Vicenza, Verona. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 13 luglio 2023, la prima notizia del giorno riguarda le contraddizioni sull'accoglienza dei profughi in Veneto. Ne parla Enrico Ferro in un articolo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. La gestione dei migranti in Veneto, accoglienza Zaia e Conte, sindaco di Treviso, leghista, sono sulle stesse posizioni dei primi cittadini di centrosinistra, ma i sindaci leghisti, invece gli altri si intende, fanno le barricate. Nel frattempo esplode l'emergenza a Vicenza, ne abbiamo già parlato ieri nella puntata di Sveglia Veneto, un'emergenza che comunque sembra più che altro legata a una scarsa comunicazione tra i sindaci e la prefettura, in questo caso Berica. Ma vediamo le dichiarazioni dei sindaci, dei primi cittadini di Vicenza, Padova e Verona, i tre capoluoghi amministrati dal centro-sinistra. Zaia ha ragione, unica risposta è l'accoglienza diffusa, ora la ragione si metta alla testa, dice Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Gli fa eco Sergio Giordani, sindaco di Padova: il presidente non fa che sposare la linea di buonsenso di chi amministra. E ancora Damiano Tommasi, sindaco di Verona: Palazzo Balbi sia capofila per sostenere gli enti comunali in emergenza. Nel frattempo il prefetto di Venezia interviene sul caso Vicenza, dispiace per eventuali disagi, questi però dipendono soprattutto da mancate comunicazioni, come si diceva poco fa, vanno accolti in modo dignitoso, ma non ci saranno 4.000 arrivi, questa la previsione del prefetto di Venezia. Il dato dei 4.000 è riferito al Veneto, in questo caso non alla provincia di Vicenza, dove ci sono stati i primi attriti tra prefettura e alcuni sindaci di comuni della provincia. Interviene nel dibattito anche Vittorio Zappalorto, ex prefetto di Venezia ai tempi dei grandi centri, dei maxi hub. In un'intervista a Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo Gedi dice: il protocollo andava fatto 10 anni fa, lo si capisce ora dopo i no ideologici. L'accoglienza diffusa è l'unica via possibile, dispiace che ci si arrivi soltanto adesso, dopo che la magistratura ha indagato su tanti prefetti. Insomma, un plauso all'iniziativa di Regione, ANCI e prefetture che finalmente hanno firmato questo protocollo sull'accoglienza diffusa da parte di Vittorio Zappalorto, con però l'amaro in bocca, perché appunto questo protocollo arriva in ritardo, andava fatto 10 anni fa secondo l'ex prefetto di Venezia. Ci spostiamo sulle pagine del Corriere del Veneto per leggere delle reazioni alla notizia appunto di questo protocollo sulla accoglienza diffusa. L'articolo è di Silvia Madiotto e il titolo è molto chiaro: il nuovo protocollo e l'accoglienza diffusa spiazzano i leghisti, arrivano i primi no, dai sindaci naturalmente del Carroccio, che dicono non abbiamo spazi da offrire. Ad esempio il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano dice: abbiamo già dato, qualsiasi aumento di carico sarebbe considerato un atto di guerra e come tale verrà gestito. Insomma, una dichiarazione quasi minacciosa, quella del sindaco leghista di fede salviniana nei confronti
dei firmatari del protocollo per l'accoglienza diffusa, e quindi il presidente del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte e il prefetto di Venezia per le prefetture del Veneto. Ma sono tanti i sindaci a esprimersi contro questo protocollo o comunque con reazioni tiepide. Alessia Bevilacqua, sindaco di Arzignano in provincia di Vicenza: capisco la buona volontà dell'accoglienza diffusa, ma per i comuni piccoli non è facile, sono azioni che vanno coordinate prima per non trovarci nelle condizioni dei colleghi. Gianangelo Boff, deputato e sindaco di Tarzo in provincia di Treviso: il ragionamento si può fare sulle persone che scappano dalla guerra, non sui migranti economici, dipende dai numeri, devono essere proporzionati, i privati possono relazionarsi direttamente con le prefetture, noi di appartamenti vuoti non ne abbiamo. E ancora appunto Marcello Bano, 90 Padovana: lo Stato faccia lo Stato, non possono essere i sindaci a farsi carico di questi problemi, quando avrò case disponibili le darò ai miei cittadini, per i profughi veri abbiamo già dato disponibilità, non possiamo andare oltre, qualsiasi aumento di carico sarebbe considerato un atto di guerra e verrà come tale gestito. A questo punto il centrosinistra evidenzia una netta marcia indietro da parte della Lega che governa la regione. Lo sottolineano la consigliera regionale Elena Ostanella, deputata del PD Rachele Scarpa e la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Vanessa Camani. Dice: sorprende la capacità di Zaia di cambiare posizione, ora dica però da che parte sta, con il governo che scarica i migranti di fronte ai municipi o a fianco dei sindaci nel governare in maniera diffusa l'ineludibile fenomeno migratorio. Questo per quanto riguarda la questione della accoglienza delle persone migranti, in particolare del protocollo sull'accoglienza diffusa siglato tra regione, ANCI e prefetture in Veneto. Voltiamo pagina e parliamo della politica regionale. Una notizia che troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: Forcolin diventa azzurro, cede al pressing di Tosi e passa Forza Italia, a lui il Veneto orientale. Di chi si parla? Di Gianluca Forcolin, leghista, ex numero 2 di Zaia, era appunto il vicepresidente della regione del Veneto fino alla passata legislatura. Ora cambia casacca e si iscrive a Forza Italia, un passaggio che fa rumore. L'ufficializzazione, leggiamo sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, arriverà a breve. Dice Gianluca Forcolin: sono stato ignorato dai vertici del Carroccio. Flavio Tosi mi ha contattato, una persona che stimo, abbiamo discusso di politica, non di poltrone, ha compreso il mio disagio, per ora non voglio aggiungere altro. Flavio Tosi, interpellato al riguardo, pur evitando riferimenti diretti, dice: nelle prossime settimane una serie di figure di peso aderiranno al nostro partito. La regione, a fronte di straordinari picchi di consenso destinati a un rapido declino, oggi c'è voglia di stabilità e certezze. Forza Italia è stata e sarà l'espressione più pragmatica e autorevole del centrodestra, perciò si rivela attrattiva. Quindi insomma questo articolo di retroscena firmato da Filippo Tosato sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi appunto annuncia in qualche modo il passaggio del leghista Gianluca Forcolin alla compagine di Forza Italia. E sempre in tema di politica regionale, a Castelfranco il sindaco fa dietrofront, resterà appunto primo cittadino e presidente della provincia. Era il caso del primo cittadino di Castelfranco, Stefano Marcon, che aveva annunciato l'addio, aveva annunciato le sue dimissioni, ci ha ripensato, dimissioni ritirate dopo 18 giorni e Marcon terrà anche il timone della provincia. Era in dissenso con le linee di Salvini, Zaia e Conte, questo è il motivo delle dimissioni, quindi si trattava di uno scontro tutto interno alla Lega. Ora si va verso il rimpasto della giunta comunale a Castelfranco Veneto e poi il voto di fiducia, scrive
Davide Nordio sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Infine chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia di attualità. Si parla di suicidio medicalmente assistito in Veneto. C'è l'appello di Gloria alla presidenza della regione. Dice: sto male, fate presto. Chi è Gloria? Un nome naturalmente fittizio. Si tratta della 78enne malata oncologica che ha avuto il via libera per accedere alle procedure del suicidio medicalmente assistito. Manca però un'ultima verifica e quindi la paziente scrive alla regione dicendo: il cancro procede, io sono debole, temo di perdere la possibilità di dire basta. La regione risponde: visita nei prossimi giorni, poi la consegna del farmaco che è già pronto. Nel frattempo c'è spazio anche per la polemica politica. Nei giorni scorsi è nato in Consiglio regionale un intergruppo con esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega, un intergruppo chiamato A favore della vita, in particolare su posizioni anti-abortiste e contrarie alla eutanasia e al suicidio medicalmente assistito. Ebbene, questa iniziativa viene considerata dalla maggioranza in Consiglio regionale un'iniziativa personale. Leggiamo quella dei consiglieri Nicola Finco, Gio Formaggio e Stefano Valdegamberi, l'intergruppo A favore della vita contro la cultura della morte. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.